Bene, allora, grazie anche per il film, oltre che per la presenza. Immagino che ora, dopo aver visto il film, sia più chiaro per tutti la ragione per cui il film ha suscitato così tante polemiche. Però io trovo che sia un film quasi sul sacro, a suo modo, e non certo un film di fiancheggiamento, come dire, a un'ideologia, non è un film sulle Brigate Rosse, non è un film per le Brigate Rosse, né contro le Brigate Rosse, non è questo il suo problema. È un film invece che ha questa grande forza nella ricerca della vita attraverso il passaggio dalla morte. E quindi vorrei chiedere a Pippo, per prima cosa, la cosa che forse più tocca nel film, lo ha toccato, il rapporto con la madre, come cambia il rapporto con la morte della madre facendo un film così, diciamo, intenso, duro e toccante come questo. Beh, io mia madre l'ho sempre messa negli spettacoli, in qualche modo, non che veniva a fare spettacoli con me, però ne parlavo, gli ho dedicato Urlo, la citavo trasversalmente, ne parlavo, cioè entrava sempre nella drammaturgia, diciamo, degli spettacoli. In Amore e Carne c'è anche mia madre che parla, e poi a un certo punto non si sente più, ne parlo in grido, ricordandola, e quindi a questo punto hai fatto, c'è un rapporto artistico con la madre, che poi è mia madre, poi diventerà madre, e a quel punto perché no? Se l'hai fatto fino a quel punto, perché non lo fai anche quando se ne va via? Questo è semplice, se vogliamo vederla adesso. Dal punto di vista individuale è diverso, perché chiaramente all'inizio era anche un guardare quella morte, cioè mettere anche, oggettivizzarla, oltrepassare il dolore personale, diventa qualcos'altro, come se un pittore fa un dipinto di sua madre che muore. In fondo è la stessa cosa. Quanti dipinti ci sono, madri che muoiono, persone, no? E magari noi non lo riconosciamo, è un altro mezzo, ma in fondo è quello. E quindi sicuramente nel momento in cui gli tengo la mano c'è quasi una schizofrenia, cioè da una parte c'è una mano che vorrebbe tenerla sempre con sé, oppure vorresti morire con lei, un dolore straziante, e dall'altra riprendere la camera e riosservare anche quel momento è stato un lato non emotivo, ma spirituale, sacro, come per guardare quel dolore, riprendersi il coraggio di guardarlo, perché la morte, a partire da staccarsi dalla madre, è un fatto della vita. Poi all'inizio non sapevo assolutamente che cosa ne facessi, anzi all'inizio l'ho fatto quasi come terapia, guardala la morte, perché se uno può non accettare mai la morte della madre e rimanere sempre mammone anche se la mamma non c'è più, no? Questo potrebbe essere. Ma invece penso che il distacco dalla madre a un certo punto è un fatto che appartiene naturale alla vita. Quindi se considerazioni le faccio adesso. Infatti all'inizio non volevo nemmeno metterci mano, non volevo manco guardare quei materiali. Un fatto è vero che poi stasera sono andato a mangiare, infatti scusate, ho mangiato un po' troppo, sono una digestione che potrei anche sparare, diciamo, delle cazzate molto più basse a livello del mio film, quindi ditemelo. Digestione non sono il massimo della intelligenza, però se mi sono perso, però ho mangiato bene. Però non che non posso vedere il film, ho visto, ed è strano che quando vedo mia madre, l'altra volta parlavo con mia sorella, adesso 2 anni che è morta mia madre, i ricordi, le telefonate che non ci sono più, ecco, quella parte lì della vita appartiene alla mancanza, al dolore, alla nostalgia. Invece la parte di mia madre, che è diventata un fatto artistico, è molto più profonda, molto più grande, è molto più sacro, molto più. Quello secondo me è un passo che uno ha fatto rispetto a non sublimare un dolore, ma fare della sua
rapportarsi a quel distacco come un distacco che appartiene all'essere umano, cioè diventa la madre, non è manco più mia madre, no? E sicuramente quello è un fatto artistico diverso, no? Poi anche il fatto di poter parlare attraverso mia madre, comunque entrare nel tema del terrorismo, della storia di Giovanni, anche lì la morte di mia madre si fa veicolo per raccontare un'altra storia. E questo secondo me è un fatto interessante, non è solo mia madre, è un passaggio per parlare di un'altra storia. E poi mi fa anche molto ridere che mia madre è anticomunista, cioè lei è anche anti-PD. Abbiamo parlato oggi, no? Perché sono atei, diciamo, per favore. Il fatto che la vedo nei titoli con Margherita Baglietto e Giovanni Senzani, il capo storico di Brigate Rosse, mi sembra un bello scherzetto. No? Non è male, proprio con Giovanni Senzani. Cioè, infatti lui voleva venire a trovare una volta, senza te, cioè gli arriva anche il capo delle BR. No? Anche questo è interessante, cioè che nella morte poi i pensieri e le identità si confondono e diventano altro, e quindi diventa cinema anche, no? E a proposito di questo diventare cinema, c'è un fatto essenziale di cui non abbiamo parlato prima, che questo film è girato con tecnologie molto leggere, e cioè con il cellulare e con una microcamera HD, cioè con mezzi in sostanza che stanno in una mano. E come avete visto ci sono momenti molto toccanti in cui con una mano lui tiene la mano della mamma, della madre, cioè come se, diciamo, il flusso della corrente vitale dovesse cercasse impossibilmente di passare da lui alla madre, cioè di rianimare un corpo che ormai se ne sta andando, e con l'altra invece tiene il dispositivo che sta filmando. E io credo che questo abbia, come dire, dia una carnalità al film, una corporeità al film, una intensità, diciamo, passionale al film che nessun'altra tecnologia avrebbe potuto dare. Quindi credo che questa sia stata l'unica scelta possibile, e in effetti filmare la morte al cinema era considerato, forse fino ad oggi, un tabù. Ci sono saggi celebri di storia del cinema che dicono tutto è filmabile tranne che la morte, e forse con la tecnologia leggera e con il tuo modo di guardare, cioè con, diciamo, una passione e un dispositivo nuovi, si può filmare la morte. Allora, Sì, perché tu fai la trasposizione, cioè io quando ho guardato quell'inquadratura, che tanto c'era un piano sequenza, all'inizio volevo tenere, però c'era una punta del letto che era brutta, non ci stava, si rompeva un equilibrio della pittura, quindi l'ho tolta e c'è stato uno stacco poi, perché non è, io quando ero lì sicuramente avevo uno stato d'animo diverso, però l'audio di me, Pippo, che guardava mia mamma, non mi sembrava interessante. Quella era la mia storia. Dal momento che ho trovato questa canzone di un mio amico, tra l'altro, di Stefano Escher, che parlava, quella canzone d'amore, no? Che dice questa frase che per me è stata abbastanza giusta. Cosa puoi dire da fatto tua madre? Comunque io avevo un rapporto molto forte con mia madre. Sofferto da giovane, eravamo molto amici, cioè molto complici, molto vicini. Lei che era assolutamente... Cosa può dire un figlio davanti alla madre? Cioè, per evitare... E quando ho trovato questa canzone dove lui dice fammi ritrovare lo stupido che è in me, non sono sembrato così giusto. Quando hai queste perdite, questi dolori, queste morti, una cosa che ci diventa troppo seri, quando la vita ti leva cose, e lo stupido, ritrovare quella leggerezza della vita nonostante queste fratture. Quelle parole mi sono sembrate che davano al mio dolore personale qualcosa che diventava altro. E poi se per esempio non ci fossero stati quei colori, non l'avrei mica messa. Io sempre seguo la poesia, non i sensi. Io non voglio mai seguire i sensi. Quando ho fatto il film Guerra ho avuto molti problemi. Ma Guerra l'avete visto, abbiamo fatto qui, no?
I miei figli hanno una cosa, si possono sempre rifare, non ho mai visti nessuno. Ho vinto Donatelli, un cazzo. Ma va bene, abbiamo guerra da proporvi, fatto nel 2001, 2002. È passato in tempi lontani, ma è passato. Come vecchi, come il vino, invecchia e rimane lì. E guerra, per esempio, che forse adesso va in Israele, dopo 12 anni che abbiamo fatto, è già stato dagli arabi. Io sono stato in guerra, sono stato in questo luogo, non volevo raccontare ideologicamente la guerra, non volevo stare con i miei pensieri, io ho dei pensieri su quello che succede in Palestina e in Israele, ma non volevo portare il mio punto di vista su quella guerra. Volevo, apparentemente sotto gli occhi di Bobò e di Gianluca, io volevo guardare con gli occhi di chi non ha un'ideologia sulla guerra, guardare, cercare la bellezza, cercare la poesia. Allora mi sono trovato con delle situazioni anche molto incredibili. Per esempio avevo un'ora e mezzo di Arafat, che non era normale avere Arafat che parlava, ma sicuro l'inquadratura era pessima, i suoi capelli, i colori, i vestiti, era proprio brutto e non l'ho messo. Allora quella che aveva organizzato la tournée pro palestinese si era molto arrabbiata, dice non puoi non mettere Arafat, non mi piace l'inquadratura, non mi piace la voce. Quindi mi ricordo che a Venezia presentavamo Guerra, c'era Oliver Stone che diceva purtroppo non sono riuscito, aveva fatto un film sull'Israele e Palestina anche lui, purtroppo non sono riuscito ad avere immagini di Arafat. Io devo aver detto tipo, io avevo un paio di ore ma non l'ho usate, e lui mi ha detto chi è questo, da dove arriva? Però è stato così, avevo le immagini di Mahmoud Darwish che diceva delle cose anche, però era così brutta la luce dei capelli, ma era bruttissima l'immagine e l'ho tolta, tutta indignata, però alla fine Guerra va adesso, lo vedo in Israele adesso, dopo 12 anni. In fondo è la guerra raccontata da Bobò, da Gianluca, da un vecchio che grida, cioè la guerra raccontata da chi non la capisce, perché anche un artista un po' non dall'intellettuale, non da Arafat, ma da chi la guerra la subisce. E alla fine, seguendo la poesia, ho seguito un senso molto più profondo che stare con quelli che secondo me in questo momento hanno torto. Starci con lo stomaco. Ho lottato molto, io penso che in Israele, quello che sta facendo Israele è terribile in Palestina, ma io come artista non voglio nemmeno stare in quel pensiero, voglio andare oltre, come un bambino. Allora ho dovuto lottare per andare, non veniva la troupe, sono andato io al museo di Yad Vashem. E per cosa vai a fare? Sono andato io da solo, con Bobò, perché volevo entrare in quel luogo che è questo museo dei bambini morti nei campi di concentramento, cioè non potevano, cioè se io guardo una cosa devo anche entrare con lo stomaco di dentro, no? È un po' la stessa cosa della paura, e cammini, senti questa io voglio portarmi dentro in quel modo lì, per questo che credo che alla fine rimane sempre un film. Allora anche qua paradossalmente, quando sono andato al funerale di Prospero, che Giovanni mi aveva detto vieni al funerale di Prospero Gallinari, come io non è che voglio fare un film, perché devo venire a Prospero Gallinari? Non è che voglio fare un film sulle Brigate Rosse, c'ho sempre il liguro un po' mugugnone, e dai vieni, dico guarda, poi dopo il film di Fassbinder gli dissi, dove c'è questo bellissimo, come si chiama il film che fanno dove muoiono questi della RAF, cioè ci sono funerali, Sinfonia d'autunno, come si chiama? Un altro, sono stanco di gestione, vabbè, come si chiama? Germania d'autunno, che c'è questa scena di questa gente freddo che va, non so se c'è la neve, dico come minimo dovrebbe esserci la neve per fare una ripresa, e nevicava, e ce l'ho messo perché comunque c'è la neve, perché c'è della poesia, e lì secondo me racconta anche quella storia. Cioè io quello che voglio assolutamente fare, per questo che mi voglio liberare dall'ideologia dello sguardo, ma voglio cercare la libertà. Beh, anche se ho mangiato qualche frase buona mi esce, ogni tanto qualcosa viene, ma non è facile. Per questo che in questi mezzi piccoli sei come un combattente, sei come che vai, sei come che danzi con la camera, sei come un'altra storia, sei come un'altra storia, e anche con tua madre.
non stai con la sofferenza, con il tuo dolore personale, vai su una cosa che neghi anche quello che tu non avresti voglia di guardare così mentre la si girano, ma senti che diventa un atto spirituale, politico, diventa guardare fino in fondo, accettare fino in fondo quel taglio lì, quella chiusura, no? Ed è il corpo che si muove, io non lo farei. E fra l'altro, voglio dire, c'è l'uso di questa tecnologia leggera dà una prossimità al tuo sguardo, una tattilità, una carnalità appunto al tuo sguardo, che però non è, come dire, sciatteria, perché se pensiamo per esempio proprio alla sequenza, quel bellissimo piano sequenza con cui quasi si apre il film, che è il funerale di Gallinari nel paesaggio innevato, quella scena lì, quella sequenza lì si apre su un rosso, su una specie di mare di rosso, no? Che sono i garofani, tutta diciamo, l'arredo che circonda la bara di Gallinari, e poi esce verso l'esterno dove c'è la neve e piano piano diventa una scena in bianco e nero. Cioè tu hai lavorato molto anche in post-produzione per come dire, diluire questo rosso che passa al bianco e nero, no? Per dare anche dal punto di vista della tecnologia il senso della morte, no? La morte è la perdita, e quindi la perdita in questo preciso momento del colore, no? Così come un po' anche nella sequenza della morte della madre, di tua madre, la morte di tua madre è prima di tutto la perdita del suo colore, cioè la scena della mano è bellissima soprattutto dal punto di vista cromatico, ci sono due mani che hanno due colori diversi, no? E una è la vita e l'altra è la vita che si sta perdendo. Quindi la tecnologia leggera non vuol dire trascurare la dimensione, come dire, compositiva del cinema, no? E mi sembra che tutto il tuo cinema abbia una grande attenzione, adesso quello che dicevi ora, su certe inquadrature, certe angolazioni che rompevano l'equilibrio, le pesature del quadro, conferma proprio la tua attenzione quasi anche formale all'immagine. Sì, perché è quella cosa lì che poi entra nel segreto delle cose. Io per esempio non è che ho detto all'inizio, quando ho visto il funerale, quando sono iniziato a montare, non è che ho detto voglio che diventi in bianco e nero perché così diventa una storia del passato, perché così diventa... No, sentivo che la cromaticità mi faceva perdere poesia, a un certo punto il colore, mi dava fastidio quei colori, allora ho detto no, forse ecco, bianco e nero c'è, e poi capisci i sensi, ti ricorda una memoria, una storia, una lotta, tutto quello che vuoi, ma anche la musica, lui di me, io sono stato in Senegal, io per esempio avevo preso tutti questi materiali e non avevo il coraggio di guardarli, non volevo vedere i materiali di mia madre. Quando sono stato in Senegal, ho fatto la Conte di Giugno, ho fatto uno spettacolo, ho fatto un'esperienza molto forte, uno spettacolo dove si parla di AIDS, omosessualità, cioè è stato importante essere là, in una terra non facile. Mi sono trovato in rapporto forte con la gente, un rapporto forte con la morte, con la verità che poi l'Africa ha. E quindi come che per guardare la morte l'Africa è stato un fatto. E quando sono arrivato, ho pensato, è venuto con la musica che mi avevano regalato in Africa, e l'ho messa e ecco, questa è la musica, no? Poi ci capisci i sensi, anche le parole, incredibili, poi le coincidenze sono straordinarie. La magia delle coincidenze si potrebbe fare veramente su ogni film, come le coincidenze, quando sei nell'ascolto poi ti arrivano le coincidenze che ti raccontano delle cose che tu non saresti stato in grado di decidere, di pensare. E quindi in quell'ascolto lì, come l'amore e carne, tutte le coincidenze, trovare che vicino a casa mia scopro un luogo, un terreno aperto, poi lo stesso More Pina Bausch, e l'ultimo spettacolo c'ha le stesse
fratture del luogo, tutto entra, no? Le coincidenze. Vado a fare questo esame Amore e carne, l'avete visto? Forse sì, no? Sì, qui è passato un paio d'anni fa. Amore e carne, per esempio, no? All'inizio, quando vado dalla dottoressa, lei mi chiede quando sono nato, io dico no, che sono tutti schedati, no? Lo sappiamo, allora gliene invento una data, e dice, ma il mio giorno di nascita, avevo esattamente preso dal suo giorno nascere tutto il suo dato, non è che sia uno sciamano, però incredibilmente, quando stai in quelle zone, succedono anche delle cose che poi vai nell'origine del cinema, cioè quando la famosa foto che aveva fatto Capra, come si chiama, che lui che stava morendo, non si sa, fermi la morte in quell'attimo, e ogni tanto succede anche in questa apparente non sceneggiatura scritta, la vita ti dà delle sceneggiature assolutamente uniche, che non avresti come questa, che avrebbe mai pensato, se volevo fare un film sulle Brigate Rosse, ma chi mai ci avrebbe pensato di arrivarci in questo modo? Mai, ci voleva un'equipe di sceneggiatori, no? Eppure ci sono arrivato seguendo dei fatti della vita. Per questo che hai bisogno di un mezzo piccolo, perché devi stare lì, devi stare, no? Come una meditazione di un lungo periodo, che sei pronta, allerta, un gatto, anche nelle cose belle, non è che solo deve succedere, che non è che su tutti i film devono succedere delle robe così pazzesche, grandi, no? Cioè, anche nel scoprire un tramonto, oppure degli uccelli che arrivano, qualcosa di magico, qualcosa di straordinario, qualcosa di unico, a quel punto tiri fuori, no? In effetti poi lavori tutto il giorno quando sei a fare un film con un cellulare. Infatti adesso per esempio non faccio nemmeno ma niente di riprese, perché non ho ben capito dove vado, quindi va bene. E a proposito di quello che dicevi ora della sceneggiatura non scritta, è chiaro che qui c'è una sceneggiatura non scritta, cioè che non c'è una sceneggiatura precostituita, ma c'è una drammaturgia molto forte, con, come dire, un'andatura, un respiro, una serie di respiri, di momenti di respiro. Ci sono dei momenti più ironici, come anche in altri film. Quasi sempre vedo, come dire, una specie di battito del respiro del film, segnato proprio da questi momenti di ironia. Qui per esempio quando parli del rapporto affettivo con il navigatore, o anche in altri piccoli momenti, piccole osservazioni. Ecco, come nasce la drammaturgia, quindi non la sceneggiatura, ma la drammaturgia, l'andamento narrativo drammaturgico del film. Ci sono delle cose che poi diventa anche che culo che hai, no? Per la scena del navigatore, io ho toccato un po' il limite, che quando Variety non ha amato molto Sangue, un critico di Variety, perché ha detto che istigo la lotta armata. Il cinema americano amano un altro cinema, non amano il sangue, vogliono vedere l'Italia come gli piace vederla loro, e che istiga la lotta armata, e poi soprattutto quel momento pericolosissimo in cui vado, un po' hanno ragione, però se aspettiamo un'analisi un po' più profonda, quel momento terribile, dovrei dovuto vedere il film di Herzog che dicevano perché non si usano i cellulari mentre si guida, no? Vergognoso, sono stato attaccato perché effettivamente c'ho un cellulare, vado su YouTube, cerco il Che Guevara, riprendo con un'altra mano, nel nostro tempo guido, c'è il navigatore e in più canto anche, cioè alla faccia di... Però per dire, mentre facevo anche tutto questo dicevo, sarebbe bello che dicesse a sinistra, perché la drammaturgia era a sinistra, sempre a sinistra, ma dove cazzo andava? Se tanto andatelo dritto, questo è partito, girare a sinistra, mica perfetto, era proprio quello che volevi, no? Come oggi quando non si metteva, vedi che c'è il potere, che non si metteva, non suonava la macchina, no? Quando ho messo la cintura, io poi a sinistra, pazzesco, perfetta drammaturgia. E questo secondo me è quello che dicevo prima, ma sto perdendo la domanda o l'ho già detto prima questo? Mi sono un po' perso. L'avevo già detto, sull'ironia. L'ironia appartiene, anche la morte ha un aspetto, cioè tutte le cose della vita. L'altra volta per esempio ero sull'aereo a Napoli, preoccupato per la Madame Butterfly, perché adesso un tempo ci preoccupavamo per l'AIDS e per tutto, adesso mi preoccupo per la produzione, c'ho troppi spettacoli, c'ho il concerto della Madame Butterfly, va bene, vuol dire che va bene.
e come faccio, la casa dove vivo, il mare e montagna, ma faccio tutto così, piccole preoccupazioni rispetto a quello che ho passato negli anni duri della vita, però vabbè, cazzato, chiamo, parte l'aereo, a un certo punto quando è al massimo della velocità inizia a dare una botta di freno, non so che cazzo è successo, l'aereo inizia a girare tutto, non so così, iniziano a aprirsi gli sportelli, inizia a volare tutto, il mio cellulare che era lì, una bomba, in più avevo dei maledetti programmi di sala dell'opera del San Carlo, che mi hanno dati 500, così li do in giro, se ne volete un po' dopo, e dico no, non me li porto in giro, dico, ma cosa te ne frega, cosa te ne frega, li porti, sali sull'aereo, arrivi a Torino, vabbè, prendiamo, minchia, non avessi mai detto quei cazzo di programmi di sala. Allora, la situazione è drammatica, per fortuna, perché poi ci hanno detto che il pilota, mentre stava decollando, ha capito che c'era un problema grosso all'aereo e quindi ha frenato all'ultimo, anche rischiando, perché una è stata male, perché una frenata così a 200 all'ora, cioè poteva anche, cioè non è una cazzata. Comunque, fatto sta, situazione drammatica, però tutto questo era pieno di comicità, cioè da una parte rischi la morte, dall'altra, prima cosa il mio cellulare, minchia, silenzio. Scusi, dico io, ma il mio cellulare, il primo che parla sono io. Scusi, ma il cellulare è andato avanti. Abbiamo problemi molto più grossi sul suo cellulare, direi. Vabbè. Poi vabbè, ci alziamo, ci dividono e poi iniziano a fare tutte amicizie, tutti che vanno, quelli di Torino, la signora Carlo, dico, ma che cazzo me lo dici, chi se l'aspettava? Io ero lì preoccupato per le mie cose. I programmi di sala sono partiti anche questi, che 500 programmi di sala, se prendevi in testa uno, cioè secondo me li facevi, l'ammazzavi, no? Quindi con sti cazzo di programmi di sala, poi solo messi, poi li abbandonavo, poi andavo al cesso, e tutti andavano, hanno preso per la carta igienica, potevo fare un film. E tutti passavano, si vedevano un programma di sala e San Carlo, ma perché se ne prendono tutti quelli dell'aereo? Allora li sono andati a riprendere, poi li ho lasciati, ci sono qualcuno, minchia, ma che delirio! Ah, era un film assurdo, morte, vita, surreale, Napoli, cioè se avessi fatto un corto era perfetto. Allora, in effetti, dovrei rimettermi a riprendere il cellulare, perché succedono dei fatti che sono proprio delle sceneggiature così, vita, ma anche quando muore tua madre, sempre c'è un aspetto che però purtroppo noi con la testa lo dimentichiamo. Invece stare con un cellulare, con una camera, e fermare anche nell'estremo momento di morte qualcosa di assurdo, qualcosa di vivo, qualcosa che ti va in una direzione diversa. L'uomo con la macchina da presa di Berto. Sì, non lo conosco però. Sì. Allora, io vorrei anche invitare tutto il pubblico a interloquire con Pippo Del Bono, soprattutto a partire dal film che abbiamo visto, che è un film che sicuramente suscita molte emozioni e molte domande, molte inquietudini. Spero che le vogliate esprimere. C'è un microfono che può circolare in sala. Sì, per tu. Premesso che lei sicuramente è un uomo straordinario, nel senso proprio fuori dall'ordinario, perché comunque stiamo parlando dell'aver ripreso la morte di una madre. Però dico, al di là di questo, di tutto quello che lei ci ha detto, del tentativo di cogliere, di liberarsi da certi compartimenti stagni, provare a immaginare la morte come parte della vita, eccetera, eccetera, la sincerità di quello che lei dice, che comunque è opinabile, ripeto, ognuno avrà un proprio senso dell'etica su certi argomenti e via dicendo, secondo me crolla in quella ripresa che lei fa mentre piange su se stesso, perché là mi domando, ha dovuto continuare a sforzarsi di piangere mentre si riprendeva o cosa, perché non è possibile filmare un proprio dolore, quindi comunque non stava più filmando sua madre, qualcosa di esterno a lei, in quel momento stava filmando lei che piangeva perché sua madre era appena morta e lei si riprende mentre piange. Io questo l'ho trovato falso, mi dispiace dirlo. Sul resto ci rifletterò, però questo non riesco a capire come si possa continuare a piangere, uno piange per la morte di sua madre e intanto si filma. È
è interessante che il film l'ho presentato in tanti posti, anche a Parigi. L'unica volta che è successa alla stessa persona che ha avuto un problema quasi identico a lei, identico, cioè lei è un grande, però quella cosa lì è stata a Napoli, napoletano. Il signor napoletano a Napoli, a Salerno, è successo uno scandalo un po' così. Lei di dov'è? Di origine? Non ho detto un grande, ho detto una persona No, sì, però straordinaria. Straordinaria. Palermo, sì. Comunque, una zona. Sente dall'accento. Allora, è successo un fatto legato a una certa relazione di una terra dove la passionalità è assolutamente una esasperazione di quello che, cioè, comunque è interessante, lei è siciliana, Napoli, a Palermo non l'ho mai presentato, però viene proprio da una terra in cui si piangono i morti, si gridano i morti, si teatralizza la morte. Oh, io figlio, giro! Oppure in Sicilia le donne che piangono. Viene fuori, che è interessante, questa indignazione perché io piango con mia madre. Io non ho mica, quella scena lì non l'ho mica fatta. Io ho pianto quando quella scena del pianto è una scena costruita, chiaramente. Io ho pianto quando mia mamma era ancora viva. Giustamente Angelo Curti, quella volta che quella signora a Napoli si è alzata, ha detto lei non può farci vedere il pianto perché è scandaloso. Angelo Curti, napoletano, si alza e dice: ma signora, non si piange una madre quando è morta, si piange quando si ha paura di perderla. Quindi il pianto è legato alla paura. Quindi quel pianto lì non l'ha mica fatto. Cioè, è questo che secondo me c'è confusione, ma non fai mica un film così seguendo la psicologia, scusate, melodrammatica del sentimento. Questa è un'espressione cubista. Non è la tradizione della commedia napoletana in cui c'è l'evolversi della donna che perde il marito e poi va a piangere sulla tomba dei figli. Non è così, è assolutamente. La verità non è una narrazione logica, la verità non è naturalismo. Io non ho mica fatto quella scena lì quando mia madre è morta, ma figurati. La verità è un gioco di specchi. Non è che il Guernica di Picasso racconta la guerra, è scomposta, perché l'arte si contrappone all'infinito, nell'infinito non c'è tempo, non c'è presente. È chiaro che quando io ho girato quella scena ho deciso di usare il pianto come segno di qualcosa. È chiaro che poi mi faccio venire le lacrime, ma mi faccio venire le lacrime come segno artistico. Allora sì, questa analisi la trovo. Ho detto, lei non è un grande uomo straordinario, preferisco essere straordinario che grande uomo. Sono contento di essere straordinario, vorremmo tutti essere straordinari. Il problema è che siamo tutti nell'ordinario. È assolutamente importante capire che quella cosa lì è un'azione artistica. Attenzione, usciamo da quel concetto. Edoardo, citando Napoletano, diceva che quando lui piangeva solo con l'occhio che guardava il pubblico. Io piango solo con l'occhio che guarda in camera, sia ben chiaro, è fondamentale, se no mischiamo il melodramma, la commedia psicanalitica, no? I santi, la pateticità di la retorica italiana di cui il meridione pieno del figlio perso, con l'arte. Quella non è arte, quella è Grande Fratello. Io non faccio Grande Fratello, non niente è vero di tutto questo, e tutto è incredibilmente vero proprio perché non è naturalista. Però questi sono concetti che oggettivamente muovono, bisogna fare differenza, probabilmente cioè, è molto strano, mi risulta strano questo tipo di pensiero, no? Perché mi sembra proprio fuori cosa. Io per esempio Bobò, quando è stato nel manicomio, quando abbiamo fatto il film Grido, e lui ritorna nel manicomio dove è stato, poi 45 anni, e lui cammina nel corridoio,
che lui avevo paura che lui fosse molto... Lui quando è arrivato non piangeva, ma figurati, lui raccontava, lui è arrivato lì e si metteva le lacrime d'acqua. Lui nella scena Grido c'è una scena che io e lui camminiamo nel corridoio e lui c'ha le lacrime d'acqua che istigava a mettere quando sentiva che cadevano, mentre stava attraversando il luogo distrutto dove ha vissuto 45 anni, con le lacrime finte. Però quando lui cammina in quel corridoio non è la pateticità del dolore, è la ritualità del dolore. E poi tutta la troupe piangeva. Quando io piango qua è molto simile, è molto simile. Ma attenzione, se no si fa, se no diventa il grande fratello. Attenzione, no? Dove lei piange sul serio. Questo è un grande rischio di prendere la verità col naturalismo. Questo diventa, No, dico, comunque contrasta col fatto che fino a quel momento ha filmato sua madre morire, cioè, e la falsità di quella scena io l'ho colta. Al di là, comunque tengo a precisare che non so che lei abbia della Sicilia, no, da quanto tempo è rimasto. Falsità, la voglio, una parola che la trovo rispetto al mio lavoro abbastanza offensivo. Io falsità no, non c'è falsità. Dobbiamo analizzare che cos'è la falsità. È chiaro che falsità è un giudizio pesante, cioè io sono una persona, la voglio offendere e dico lei è falso. No, non c'è, assolutamente. La falsità è una sua proiezione, non c'entra niente la falsità. Non c'entra niente la falsità. Mi ha chiamato proprio su quella scena ieri Georges Banu, vabbè, non so nemmeno chi era, non mi interessa. Storico del teatro. Il più grande storico del cinema del teatro europeo, dice l'altro ieri, in quella scena di quel pianto, c'è il pianto più straordinario che ha visto in tutta la sua vita, e ha visto tutta la vita. Allora io tengo il suo, ma mi interessa anche cosa dice Georges Banu. Sì, capito? Mi interessa anche Georges Banu come rapporto di chi ha studiato Grotowski, chi ha studiato, chi capisce la simbologia, l'analisi simbologica delle cose. Perché a questo punto dobbiamo parlare di linguaggio. Comunque passerà alla storia sicuramente con questo film. Quello sì. Lei c'ha un caratterino, però. Anche lei ha un problema di non proprio feeling, simpatia. Siamo... No, io volevo fare un'osservazione che in realtà è legata anche a questa, ma è legata anche alla questione drammaturgica, nel senso che vedendo il film di oggi e poi stasera questo e avendo in mente un po' anche gli altri film, però soprattutto per questi due ho la sensazione che dal punto di vista appunto drammaturgico il discorso filmico abbia come specificità il fatto di riavvolgersi continuamente su se stesso, dato un tema o più temi, il film lo cinge d'assedio. Ogni volta si parlava oggi della molteplicità di prospettive, dell'attraversamento dei generi, ma direi di più, proprio dei modi di produzione di senso, perché appunto dalla finzione al documentario all'autofiction, direbbero forse in sede di letteratura, è come se l'autore, l'artista costruisse un discorso attraverso il quale vuol far sentire che la stessa questione, lo stesso tema lo rappresenta ogni volta attraverso una forma diversa. Il melodramma, il reportage, la funzione testimoniale del discorso. Mi ha colpito perché è una questione di forma, però la trovo molto essenziale all'interno del suo cinema. Perché sono un po' cotto con la testa, allora, nel senso che la tua non è un'analisi che fai. Sì, un'osservazione. Cioè girare intorno comunque alla dimensione dell'autobiografia, sì, per alla fine
probabilmente un po', se ho capito, forse non ho capito bene, in fondo c'è un linguaggio che cambia, ma in fondo parli sempre delle stesse cose. Ma del resto anche nella tragedia greca si parla sempre delle stesse cose, nel teatro shakespeariano, Bergman, cioè Pina Bausch, mamma mia, Pina Bausch parla sempre della coppia. Ma dico che questo avviene anche all'interno dello stesso film, Sì. E per me era un valore, non era così. Sì, no, ma infatti anche all'interno, in fondo è girare intorno a una cosa, no? Cioè la ripetizione, c'è anche una pittura che cioè, no, diventa la musica, pensa a Philip Glass, no? Gira, no? È diversa dalla musica, diciamo, barocca in cui c'è lo svolgersi, no? Ma anche Mozart, io ho fatto a Don Giovanni. E poi la figura per eccellenza del cinema è la spirale, Vertigine, no? La donna che visse 2 volte, il cui titolo è Vertigo. Proprio spiraloide spiraloidissima, sì. I titoli di testa c'è tutto il cinema. Io difatti sono bausciano dall'origine, a me era il teatro che mi ha, l'artista che mi ha, è stata Pina Bausch. Pina Bausch era incredibilmente spiraloide, perché mi faceva il rito spirale, tutta la ritualità, no? Dalla famosa messa, la messa è finita, cioè ricomincia tutto e tutto si ripete. I sufi girano. Bisogna vedere se la persona che guarda ha voglia di abbandonarsi a questa dimensione, se invece vuole, è l'opposto di quello che si vede per esempio nel melodramma, no? In cui succedono una serie di eventi. Muore il figlio, la mamma vede che muore, allora lei va in depressione, allora poi gli viene l'esaurimento nervoso, ma poi l'altro fratello scopre che era gay, allora dice va bene, allora va a conoscere il melodramma, allora piange perché aveva scoperto che il figlio è gay, e questo è il melodramma, di cui il nostro paese è molto. Noi siamo in un melodramma, Presidente del Consiglio, colpo di scena, si scopre che, no? Raccontiamo la storia di questo paese. È un colpo di scena dopo l'altro, fino allo stadio, colpo di scena, quello là che blocca tutto, colpo di scena. Succede sempre un casino di roba, ma in verità è tutto uguale. Allora forse è meglio fare un cerchio, in quel cerchio, forse uno sta cercando di capire se stesso, no? Ti sembra, succede sempre tutto, ma non cambia mai niente, no? Tutto ritorna terribilmente circocentrico. Cioè tutto ritorna che è sempre uguale, no? Mi ricordo che si spettacolo della Bausch cominciava all'inizio, mi ricordo 1980, iniziava con un funerale, queste persone che poi succedevano tutta una serie di cose e poi alla fine dice non è successo niente, siamo di nuovo col funerale, no? Un po' credo che fosse un assimilato quella cosa lì, credo, all'interno dello stesso, no? Mi sembra di sì. Il problema di questo paese è che non c'è la spirale ma c'è un cerchio, si torna davvero allo stesso punto di partenza. C'è un cerchio e non una spirale. La spirale è creativa, il cerchio il pensiero circolare non è creativo, no? C'era una domanda qui davanti. Volevo chiederle un chiarimento riguardo più o meno al suo rapporto, cioè a come pensa al rapporto tra cinema e realtà più o meno, perché da 2 prospettive questo, nel senso che dalla struttura, dal modo in cui ha girato il film, dai meccanismi formali che ha utilizzato, mi sembrava che utilizzasse un po' una retorica della testimonianza, ecco. Faccio un riferimento letterario perché nel cinema non so più di tanto, nel senso, se si contrappone il Pasolini di io so ma non ho le prove e Saviano che invece dice io so e ho le prove perché l'ho visto e l'ho visto con i miei occhi, cioè dicendo che più o meno la verità vera è quella che si riporta attraverso lo sguardo soggettivo, le iridi di ciascuno. Mi sembra che lei propenda più verso questa seconda parte, anche il fatto che sia girato tutto, insomma, con questi piccoli mezzi di cui si parlava.
E poi invece l'altra prospettiva è quella dell'ideologia, che lei dice che cerca sempre di uscire dall'ideologia per girare i propri film, che però non so se sia possibile o se invece il rifiuto dell'ideologia sia in realtà un'ideologia del rifiuto, quindi anche selezionando le immagini che lei seleziona per non dare un messaggio ideologico, in realtà poi ci sia, sebbene quell'altro appunto. E questa invece, la prima parte non mi tornava tanto nella risposta che dava alla ragazza lì poco fa, dicendo che invece il suo film è una struttura quasi cubista, che la verità va ricostruita, che insomma, se mi può sciogliere questo nodo. È un nodo che parte già da un suo modo di usare il linguaggio, in cui sovrappone una parola all'altra, poi scambia il soggetto che diventa avverbio. Cioè riconosco già in lei, in te, un modo di pensare molto lontano dal mio, un modo in cui c'è una parola ideologia, Saviano e Pasolini. Beh, mi sono anche qua, penso che sento più vicino un'anima di Pasolini che a quella di Saviano, per tanti motivi. Primo rapporto con la femminilità, con lo sguardo, con la poesia, in questo senso trovo un po', assolutamente penso che tra me e Saviano c'è una lontananza totale, perché il dubbio, io sono Bauchat, non Saviano, quindi sento un po' in questa analisi, mancano troppi, allora facciamo un'analisi intellettuale, mancano troppi riferimenti di cui parliamo di cosa? Vogliamo parlare dei riferimenti, ma non Saviano, vogliamo parlare della Ravage, vogliamo parlare di Sofica, vogliamo parlare dell'arte di Marina Abramovi, vogliamo parlare degli artisti con cui in qualche modo uno si è avvicinato, vogliamo parlare di altre cose. Allora che vuol dire la retorica? L'uso della retorica? Retorica cosa vuol dire? Il dubbio? Certo che fai sempre ideologia, ma ideologia è quando dalla testa parte, e siamo troppo lontani nel modo di vedere il mondo. Allora Bobò, che è sordomuto analfabeta, quando lui guarda le cose, guarda e dà un suo punto di vista, però Bobò non ha la mediocrità di una cultura mediocre. Io personalmente in quel senso no, non mi sento per niente vicino a Saviano, mi sento vicino ad artisti, come diceva Artaud, io scrivo per gli analfabeti e io mi sento molto vicino, io vivo con Bobò, condivido, cioè siamo molto lontani, cioè stiamo parlando proprio di una scelta di vita assolutamente lontanissima. Allora è chiaro che per lei, lei sta proiettando un suo modo di essere lei, non può accettare che uno quando guarda mette ideologia, ma questo è un problema suo, non mio. Io lavoro per non mettere ideologia nello sguardo, certo che non ce la metto. Poi che c'è sempre un punto di vista, ma qua è un'analisi molto diversa. Io pratico buddismo a 25 anni e lavoro proprio su guardare con lo stomaco, ma se uno l'esperienza non la fa, non la riesce nemmeno a capire cosa vuol dire andare con una camera e liberarsi della mediocrità del pensiero. Poi magari non te ne liberi del tutto, ma lavori per liberartene. Allora, in un sistema, poi voglio sapere, i mestieri che fate voi, lei per esempio cosa fa di mestiere? Studente di cinema? Di? Lettere moderne. La signorina? Beh, è importante cosa fa uno nella vita. Io faccio quello che faccio, lo scrivo sui libri. Poi glielo dirò in separata sede. Vabbè, cosa fa? Far sapere a tutti Io non ho scritto libri dove racconto che sono omosessuale, seropositivo, buddista, tutto. Lei non mi dice manco cosa fa la professoressa di lettere, che proprio così capisco. Adesso cosa fa? Prostituta, niente, tutto va bene. Ma che problema c'è? Per capire il tipo di. Io voglio conoscere, vengo solo fin qua, voglio conoscere anche chi. Il signore qua, adesso siamo passati a lei, come strani, spisati. Sono un ricercatore di cinema. È un collega che insegna. Ricercatore. Io faccio anche, voglio individuare cosa uno fa. Io immaginavo che il signore era ricercatore, la signorina studentessa che va bene a scuola, secondo me va bene,
E la ragazza non me lo dice, me lo dirà dopo. Siamo Casalinga siciliana. casalinga siciliana, però è siciliana. Focosa casalinga. Sì, io ne tengo anche il vero e faccio le musarle, no. Beh, guarda signorina, che il karma ce l'abbiamo dentro tutti, cioè non possiamo, vedere che voglio dire, però ognuno porta dentro nel bene e nel male un rapporto con la sua terra, non possiamo far finta che non ce lo togliamo, adesso a parte gli scherzi, noi liguri siamo stati, perché teniamo, io ce l'ho dentro di me questo tenere, teniamo tutto, dove ce lo portiamo nella tomba. È chiaro che uno porta anche dietro una, e questo viene fuori nel cinema, portiamo una nostra storia antropologica, io ci credo moltissimo, cioè è un fatto della vita, non è che adesso uno deve dire, non è una banalità, no? È interessante anche, cioè, poi si cambia la nostra origine, però è interessante, io credo che quando vai in quello sguardo lì, io forse ho fatto figo il cellulare perché di natura sono ligure, sono tirchio, non voglio spendere, non vogliamo buttare via i soldi, noi liguri. Allora ho detto, mi piace fare un cinema che non si sprecano i soldi. Cioè io ho preso un cellulare la prima volta che me l'hanno dato perché mi proponevano di telefonare tutto in Francia gratis. Se no io non volevo fare cinema con i cellulari, perché ma cazzo me ne frega fare cinema con i cellulari? No? Non mi interessa. Io volevo fare cinema, ho fatto un film con la troupe, no? Non volevo fare. Vabbè, io ti do questo telefonino a Parigi, ho detto, studiaci, facci quello che vuoi. Puoi chiamare gratis. Ah, però, mica male, chiamo gratis. È nato perché sono ligure, per dire, no? Noi siamo sempre attenti a non sprecare. E poi ho scoperto con quel mezzo delle cose straordinarie. Però non è che sono partito facendo dogma, così, da una banalità. E penso, e in quel senso lì non si è ideologici, capito? E anche le Brigate Rosse, se vai a sapere la loro storia, tante cose sono veramente banali, per caso. Cioè il caso entra, il caso per me è l'opposto dell'ideologia, seguire i fatti, no? E io cerco di seguire quella cosa lì, poi è chiaro che non ce la fai sempre, però lavori per quella cosa lì. E questo mezzo, no? Ideologia che se io vedo una zingara e dico cazzo questa mi ruberà i soldi, è ideologico, perché magari te li ruba. L'altro è che io vado, ah cazzo che bel viso, guarda gli occhi, e faccio qualcosa che non farei con la mia mente e forse succede qualcosa di diverso, che tu scopri qualcosa di lei, lei di te e insieme stai vivendo qualcosa di non ideologico. E così se vai in un paese di guerra, così se guardi tua madre che muore, così se guardi un terrorista, un ex terrorista che racconta qualcosa, ma cerchi di non stare a mettere il tuo pensiero su lui, perché se no se vedo il mio pensiero è un pensiero ideologico, capito? Cioè se io quando guardavo Giovanni avessi messo, o ascoltavo Giovanni, avessi messo il pensiero ideologico, secondo me non avremmo fatto niente. Invece io proprio no. Io guardavo le mani, le vecchiaie, sono un po' fuori di testa, forse anche questo che mi distrago, quando chiedo l'informazione a uno, poi un po' dico, però non è male, che è strano, chissà cosa fa nella vita. Diventa subito un'altra cosa. E Giovanni mi raccontava le storie pazzesche la notte, quando andava a casa sua, sui grandi fatti della storia, io puntualmente dopo mangiato mi addormentavo. E poi, madonna, sua madre dice, ma non ti racconta delle cose che manca a me, mi ha mai raccontato in vita mia e tu dormi e russi. E dice, sì, io gli racconto tutto, do tutti i fatti della politica e dopo un po' crolla. E vabbè, mi sono addormentato. Però probabilmente, perché Giovanni ha deciso di fare questo viaggio con me? Perché ha sentito che non ero pornografico delle notizie. In fondo non me ne frega un cazzo. Non mi interessa parlare delle Brigate Rosse, mi interessa l'essere umano. Punto. Mi interessa gli esseri umani, punto. Se un essere umano si avvicina, quell'essere umano è importante che succeda qualcosa. Poteva essere anche uno di forza nuova, se si avvicinava, se si apriva. Chiaro, quando uno si chiude non c'è dialogo, ma una persona che si apre è una persona che mette in discussione le sue certezze, che mette forse, chissà, ma, cioè che rompe l'ideologia. Il pensiero ideologico non mette dei ma. Questo è così, 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 no? L'ideologia cattolica, la Madonna, il Dio, ma se Dio non esistesse, ma forse,
no? Noi siamo colpiti nella storia del nostro paese, l'ideologia della sinistra, l'ideologia poi crolla, l'ideologia, no? Dell'arte, ci sono stati i movimenti, no? Il teatro di parola, no? Io lavoro per non stare in quella cosa lì, sempre, assolutamente sempre. Guardare altro, dire alla mia testa, statene un po' zitta, segui il corpo. Però questa cosa qua la capisce più, io ho lavorato tanti anni col corpo. Se io dovessi fare un seminario come fare cinema, adesso dirigerò il Festival di Asti, come fare cinema con i cellulari, la prima cosa che farei è fargli fare diverse ore di training fisico. Non gli vado a spiegare, no, li faccio entrare in un rapporto col proprio corpo, perché nel corpo non c'è ideologia. Bobò non è ideologico, perché Bobò è analfabeta, sordomuto, microcefalo, la sua logica è assolutamente fuori da qualsiasi ideologia. Bobò quando ha visto l'Italia e la Corea a football, la Corea ha vinto sull'Italia e lui aveva una bandiera della Corea enorme, è arrivato e dice io la metto sulla finestra, io ho la finestra alta che sì, tutti mi vedono e io lì, ideologico, capisci il messaggio? No, non è possibile, io non posso mettere una bandiera della Corea che tutti mi vedono il giorno che l'Italia perde con la Corea, io ci spiazzo la Corea sulla mia finestra in cima a tutti, non posso. E lui non capiva perché, perché lui non ha nessun rapporto chi è buono, chi no, di nessun tipo. E a quel punto è stato tutta la notte fuori e offeso, e aveva ragione lui, ma purtroppo la mia ideologia non mi permetteva di dire io non posso, però aveva ragione lui. Io la pensavo come lui, la mia verità è mettiamo la Corea, capito? E allora io cerco di avvicinarmi a Bobò, è dura, però cerco di avvicinare l'artista, per questo che adesso capisco, anche Pasolini diceva io faccio solo per quelli, voglio fare per quelli che hanno fatto non hanno superato la quarta elementare, diceva Pasolini. Devo dire la verità che il libro di Saviano dopo 10 pagine già non ci capivo più niente, l'ho abbandonato, perché proprio era lontanissimo. Pasolini io ci ho fatto un libro adesso, cioè c'è un rapporto un pochino più forte, no? Cioè in sostanza da una parte c'è uno sguardo assertivo e dall'altra uno sguardo sospeso. Mi sembra che ecco, diciamo, il retaggio più forte dal punto di vista dello sguardo di questo film è proprio uno sguardo sospeso, sì, non giudicante, no? Cioè e nemmeno interrogativo, sospeso, in attesa. Lo sguardo sospeso lo devi cercare. E ti devi liberare, è un percorso spirituale fare cinema. Lo capisci solo se tu senti in quel percorso lì. Buonasera, ho due domande molto semplici in realtà. Una è quanto ci ha messo insomma a montare questo film, cioè se c'è stato molto materiale che poi lei non ha utilizzato, insomma, come è stato montare questo film. E l'altra se aveva pensato a filmare Anna, non so, ma lei non ci aveva pensato a filmare Anna, o comunque magari non voleva lei, non lo so, insomma, Anna si parla sempre di lei, però poi in effetti non si vede. E insomma mi sono chiesta come mai. Ma non ci ho messo tanto, perché nel momento che ho deciso diventa... Io ho la Cineteca Svizzera che è una situazione che mi ha sempre appoggiato in questi film. Mentre lavoro, il montatore è quello che lavora con me, cioè montiamo insieme, però è il montatore di Jean-Luc Godard, no? Io lavoro sempre nello studio di Godard, praticamente Godard produce i miei film, anche se poi lui non lo sa tanto bene, però usiamo tutti i suoi mezzi, perché lui che poi è il collaboratore di Godard è quello che lavora con me, anche certe riprese le ha fatte lui, per esempio sulla macchina, quando tiene la camera la dà a lui, no? Quindi devo dire che se c'ho un collaboratore, per me il collaboratore diciamo che poi è anche l'ultimo film, alla fine Fabrice l'ha fatto molto lui, cioè Godard ormai è una figura che rimane fuori, però c'è qualcuno di cui mi fido, perché lavoro con qualcuno, quindi diciamo siamo molto in sintonia, io monto io, però poi
c'è un dialogo, poi c'è una struttura molto efficiente, perché a un certo punto doveva andare a Locarno, era stato selezionato, era l'unica italiana nel concorso, mica chiudiamolo. Però a quel punto vai, non c'ho tanti materiali, perché quando usi un mezzo piccolo non puoi permetterti di riprendere troppe ore, se no ti perdi nell'ideologia. Non puoi permetterti, devi stare nell'essenzialità, non puoi, se no parti, cioè io potrei fare 70 ore, no, voglio essere molto diretto, ci avrò avuto 5 ore, 6, ma è pochissimo, perché i costi pensa che Guerra con la troupe c'avevo 95 ore, no? È stato duro, la prima immagine quando a un certo punto sembrava che andasse a Cannes, allora a un certo punto dico, la prima immagine, 95 ore, la prima cosa che ho scelto è, a un certo punto c'è un manifesto di uno che fa, io ho detto, cazzo, sembra un po' la mia faccia, partiamo da lì, è partito così Guerra, da una immagine su 95 ore, non avevo idea come seguivo, scusa ma non è ideologico questo modo, non ci sto, perché comunque io conosco i registi, intellettuali che fanno, sono tutto un pensiero, no, io sono un bambino che gioco e lo voglio difendere, se no facciamo confusione, non so quanti in questo momento, io perché c'ho il montatore di Godard, perché c'ho la cineteca svizzera, perché c'ho una struttura che dice fai quello che vuoi, fai che cazzo vuoi, noi ti diamo i mezzi, ma in Italia mai, perché in Italia c'è una struttura assolutamente di costruzione ideologica di una storia, come si sviluppano i personaggi, il produttore che controlla il pensiero, che cosa si dice, i messaggi. Questo non è un centro, non è un film sul Brigate Rosso, è un film con un brigatista rosso, ma perché quel brigatista rosso, ex, si è avvicinato alla mia vita, io mi sono avvicinato alla sua vita. Quindi su questo è proprio... Però non puoi perderti, capito? Non puoi avere... Devi sentire al momento che quella cosa lì è necessaria. Anna, molto concretamente, Giovanni non voleva che si riprendesse e quindi non... E poi quando ho iniziato a capire cos'era il film, Anna non c'era già più. Cioè io quando ho capito come doveva essere raccontata questa cosa, Anna era già morta, quindi non avevo più niente di lei. Però non mi spiace nemmeno il fatto che non c'è. Però è stato un fatto concreto, non c'era più. Cioè quando ho iniziato a montare, mia mamma è morta il 22 maggio, Anna è morta il 3 giugno e io ho iniziato a decidere di montare a fine giugno, metà giugno così, quindi non c'era più niente. E lì ho iniziato a capire cosa succedeva. Io capisco nel montaggio io capisco cosa sto raccontando, non prima. Sì, no, mi piaceva dire cosa mi ha coinvolto dal punto di vista emotivo, diciamo. Parto da indovinare la data, dire una data di nascita a caso ed è proprio la data di nascita inventata della persona che è di fronte. Capita spesso anche a me e credo che questo forse renda ragione di un incontro strano tra una persona che è buddista e una persona che è ex brigatista, ma perché l'incontro non è come quando si presentano due curriculum, te cosa fai e neanche qual è il tuo lavoro. L'incontro è fra viventi, ancor più che fra esseri umani, che è una parte dei viventi. Quando io con i miei gatti struscio il naso, perché loro non baciano ma strusciano il naso, io rompo i confini di specie, sento una cosa profonda, un benessere profondo che non saprei spiegare meglio. E allora è la stessa cosa, c'è un dolore o un sogno che può accomunare le due persone, diciamo. E l'altra cosa, il pianto. Il pianto a me è piaciuto e mi è piaciuto perché è vero che noi siamo coinvolti nelle cose, ma non solo coinvolti, se no saremmo morti, saremmo disfatti nell'acqua, nell'aria, nei profumi. Noi siamo dentro e fuori nello stesso tempo, no? E quindi ci capita di guardarci a volte per esempio una scena che credo sia comune, basta avere il coraggio di dirla, ma credo sia veramente un'esperienza comune. Una persona soffre, mettiamo che ha avuto un litigio, un'esperienza così,
esce dall'auto, entra nell'ascensore di casa sua, sta piangendo e gli capita di gettare lo sguardo sullo specchio che riflette un po' come con... Ora, non è che allora si ferma un attimo, dice ma quella sono io, guarda come sono brutta, per esempio una donna, mentre piango, come è stravolto il volto, ma è normale perché uno esce un po' da sé e anche sdrammatizza, diventa umile, pensa che a tanti succede di piangere magari una sera nell'ascensore, non lo so, quindi questo fatto di guardare se stessi mentre facciamo una cosa molto intima come piangere o come anche stare bene anche. E poi l'ultima cosa, finisco, io non ho mai creduto che esistessero, io sono un po' drogata, parlo quindi come spettatrice al di là del lavoro e di altre cose di cinema, non ho mai potuto concepire un film, neanche quelli categorizzati, etichettati come realistici, come realista. Secondo me non è possibile che esista un film realista in quel senso lì, come non è possibile che esista un desiderio realista o un ricordo. Quando io mi ricordo qualcosa che io, come qualsiasi persona, qualcosa che mi è capitato, questo ricordo cambia a seconda dei momenti, se lo ricordo stasera, di mattina, se appunto non sto digerendo bene, eccetera, eccetera. Il ricordo è una ricostruzione che parte dalla realtà, ovviamente da un'esperienza, forse da una musica di quell'esperienza. Mi è piaciuto moltissimo, tra l'altro, l'accostamento con la musica di Cavalleria Rusticana, lì quei colori, quel correre in mezzo, aprire e chiudere le porte, perché il melodramma, che è un'altra cosa che amo, è realista perché le emozioni che esprime sono le nostre, ma non lo è appositamente perché ci sono voci, a parte un po' forse il baritono, no, però in generale sono voci anomale, ciò che chi non ama il melodramma dice sono ridicoli, ma quelle sono le voci delle emozioni, se fossero le nostre voci normali non sarebbe la stessa cosa, esasperano, mettono in scena, no, è proprio come facciamo noi dentro di noi. Quindi anche il discorso che avete fatto della spirale è bello, è bello anche il discorso tu Augusto, il cerchio e la spirale, perché il cerchio è la ripetizione anche dell'autistico che ha bisogno di girare attorno a se stesso per anestetizzarsi emotivamente. La spirale vuol dire che io non butto via niente, neanche la me folle, la me bambina di 10 anni fa, di 20 anni fa, ma ripercorro le mie tracce, soprattutto le tracce di una catena di tanti altri esseri umani e viventi, e sono le stesse e sono diverse ogni volta, perché cambia lo sguardo e l'intreccio di sguardi, quindi grazie per questo film. Non hai repliche? Non hai repliche? No, ha fatto sono osservazioni sue, no? Non ho da dire, mi sembrano interessanti cose che tu dici rispetto al mio film, rispetto alla vita, rispetto alle cose, a dei modi di guardare, anche di vivere una... Poi c'è un rapporto anche strano, infatti c'è un rapporto anche con quando sei seduto e guardi, no? O entri in un viaggio, cioè devi abbandonare il te stesso, no? Cioè la spirale è anche quello. Io personalmente, parlando da spettatore, tante volte dal primo momento c'è qualche chiave che non ci riesce a entrare, come dici tu, non ci credo. Io non ci credo, se vedo una cosa che non ci credo dai titoli di testa. Incredibile, cioè già dai titoli di testa non ci credo. Quando c'è una storia d'amore, no? Vedi qualcuno, non ci credo nemmeno all'inizio. Se però ti innamori, ti abbandoni, lasci perdere la tua analisi, perché mettendo sempre un'analisi o almeno fai di lavoro come Augusto, un lavoro analitico. Io come spettatore, quando vedevo per esempio Pina, io mi buttavo ed ero emozionato. C'erano dei momenti in cui faceva delle cose lunghissime, ma io mi innamoravo anche delle cose lunghe, anche se non era il mio mondo, perché io abbandonavo, io quando vedo qualcosa
abbandono me stesso, non è tanto ma mi succede, e vado in crisi. Se io vedo un bel film, un bel film non è questo, una cosa che non ci vedrai mai qualcosa che ti corrisponde al 100%, ma non è possibile, ma nemmeno le mie cose, c'è sempre qualcosa che non mi convince, ma ti abbandoni un'esperienza. Per questo che io contesto il pensiero che diventa analitico, secondo me un po' infruttifero, perché tu non lasci mai il te stesso. Quando è che cresci? È chiaro che devi avere, io ci sono molti, vado a teatro soprattutto, già dall'inizio c'è una finzione di rappresentazione che io dico, ma questa che mi dice il signor Johnson, vabbè, io già me ne sono andato, cioè con la testa non ci sono già dal primo, secondo, e la maggior parte del teatro, no? O mi vedo. Se però, io adesso in giuria al Festival Gay di Torino, e devo dire, ho visto un casino di film, è stato un casino per me. A parte uno, che dall'inizio mi stava sul culo, se avessi visto il regista, gli avrei detto, guarda, penso di aver fatto una cagata sto film, non l'ho sopportato tutto. Praticamente tutti e 9 mi sono un po' innamorato di tutti i film, infatti quando dovevo giudicare almeno 6 mi piacevano un casino, ma lo so che ci sono in mezzo cose che non sono... io già uno aveva fatto un'analisi, poi alla fine sono stato io che dovevo decidere il premio, no? Perché alla fine 2 erano con uno, 2 con l'altro, e come al solito mi piacciono tutte e 2, alla fine ho deciso io. E allora invece l'israeliano, il giudice, dice, ma quel film ha fatto un'analisi, dico, ma guarda, non dirlo a me, parlava di cinema estremo, dico, guarda, ti faccio vedere i miei film, cioè gli parlavo di sangue, cioè non è proprio il mio cinema, io sono lontano anni luce, ma quando guardo io abbandono il mio cinema, cioè mi voglio perdere, no? Per questo che spesso quello che succede, che è un po' anche un rapporto certe volte interessante, noi abbiamo paura di abbandonarci, ma l'abbandonarci è un'esperienza. La signora una volta mi ha detto, le cose che ti danno fastidio, forse sono le cose che ti stanno facendo più risvegliare su delle cose. La signora, mi ricordo che al Teatro Argentina mi perseguitava, che aveva visto la menzogna, non lo sopporto, quel momento, guardi, del Bono, lei che fa, mamma, io aiuto, io mi alzo la mattina e penso sempre a quella scena, ma non so, dico, signora, scusi un attimo, io mi alzo la mattina e penso totalmente a altre cose che al mio spettacolo. Se sono 3 giorni che lei mi parla sempre di sta roba, quando stai arrabbiata, veniva sempre a aspettare, scusi, ma forse è successo qualche cosa? Però per dire, no? È anche sullo sguardo che bisognerebbe, no? Per questo non è mica più il mio film. Tu metti a disposizione qualcosa che diventa a disposizione delle persone, no? Io vedo le persone che vengono a teatro e stanno così. Io non ci sono, io sono così e me ne vado, oppure sono così come un bambino, non ideologico, e non metterò mai in discussione questo modo di essere nel guardare, ma non la troverà mai nessuno. Forse perché ho solo la capacità, perché ho fatto tanti acidi da giovane, tante droghe, adesso non faccio più niente, manco sigarette fumo, però aver fatto tante droghe mi ha abituato a fare la testa, vedevo visioni paurose. E non sapevo più cos'ero, chi ero. Intanto mi piace trovare quella cosa lì. Io fortuna che ho fatto tutti quegli acidi, adesso non vi consiglio di farli, però hanno fatto bene, perché adesso le droghe che fanno sono molto deterministe, no? Invece là era, io ogni tanto vado a ritirare l'acido che è in me, non mi abbandono, e poi dico che cagata, cosa ho visto? Però è anche nello sguardo, secondo me, è importante questo modo di alleggerirsi. Sì, ci sono altre domande? No, forse possiamo chiudere qua il nostro incontro, sono le 11:40, quindi abbiamo fatto una lunga discussione. Sono un po' sorpreso che non abbiamo parlato di tutta la parte che ha suscitato invece le polemiche da parte di chi non aveva visto il film, forse perché appunto chi vedeva il film trova giustamente che è una parte molto intensa, che però non merita polemiche, merita
rispetto, merita attenzione, merita intensità, merita interrogativi, merita imbarazzo, merita uno sguardo comunque di domanda, ma non merita polemiche. È strano che tutte le cose che hanno scritto erano su quella polemica, moltissime, e poi quando il film è andato a essere nelle sale, nessuno mai ha parlato di genere. C'è qualcosa di un po' strano o no? Viene fuori giustamente delle cose che capisco, la morte, cioè delle cose profonde, nessuno. Allora, C'è una parte molto intensa, molto però toccante. non c'è, addirittura a Roma, adesso c'è anche stasera Giovanni, quando è venuto, non so se si è perso, io credo che mi sono sbagliato, credo che era a Prato, secondo me è a Prato. È a Prato che cerca l'Arsenale in qualche periferia Temo che sia a Prato, cinese. poi mi si è scaricato il cellulare e aveva fatto un disastro. E a Roma addirittura c'era Giovanni senza Nessana e si sono messi tutti a applaudire, cioè proprio l'opposto, no? Perché comunque questo è anche interessante, no? Come siamo divisi con la... Va bene. Bene, allora grazie a Pippo del Bono, grazie a voi per aver partecipato con tanta intensità. Alla prossima.